Adesso parliamo con un ospite che ci ha raggiunto in studio. Abbiamo il piacere di avere ancora una volta con noi Raffaele Padrone, dirigente sindacale FSP Polizia di Stato. Buonasera Padrone e ben trovato. Buonasera a lei, telespettatori. Allora Padrone, io parlerei con lei di un'iniziativa, un progetto della Polizia di Stradale che è cominciato l'ultimo weekend e che si protrarrà anche per i prossimi 3 weekend, un'iniziativa su tutte le province italiane per fare controlli e ovviamente sensibilizzare sulla guida sicura, perché si parla di incidenti sempre in aumento in Italia, comunque incidenti causati soprattutto da distrazione e guida in stato di alterazione. Sono queste veramente le cause di questi incidenti e i numeri cosa ci dicono? Ma guardate, questa è un'ottima iniziativa, noi qui ne abbiamo parlato a Telepordenone tante volte, purtroppo seguendo le notizie che lei dà e il suo collega danno per dire quanto importante è fare attenzione quando si è alla guida non solo di mezzi ma anche su una bicicletta e quindi non mezzi a motore ma ovviamente moto, macchine, cioè mettersi alla guida di un mezzo magari in stato di ebbrezza, ecco, parliamo solo di ebbrezza per non cadere poi in quella situazione dove vengono riscontrate persone che hanno assunto stupefacenti e si sono messe alla guida. Morti li abbiamo contati in tutta Italia. Pensate che per adesso, fino al 2023, sono circa 228 i morti sulle nostre strade. Pensiamo addirittura a 65 ciclisti investiti, 165 sono i pedoni morti investiti da persone che erano alla guida in stato di ebbrezza o per disattenzione oppure come dicevo prima, per aver assunto sostanze stupefacenti. Questo cioè morire, aveva detto tempo fa il nostro capo dello Stato, morire sul lavoro è una grandissima vergogna per il mondo del lavoro. Morire sulla strada per incidente, perché uno ti investe, perché si trova in stato di ebbrezza, ripeto, non è una cosa molto, molto carina, soprattutto per te, ma soprattutto per i familiari. Quindi io credo che questa iniziativa posta in essere dalla Polizia Stradale in tutto il territorio nazionale, credo che sia un'iniziativa a dir quanto ottima. Ma per garantire sicurezza, direttore, ai telespettatori, bisogna dire per garantire sicurezza agli altri, perché una persona normale che si trova a camminare, che si trova nella propria autovettura, nel proprio senso di marcia, si vede sbucare un camion, una macchina guidata da questa persona incosciente, facciamo prima dire incoscienza, non credo sia una morte dignitosa, ecco. E quindi, ripeto, è una situazione, è una iniziativa che io sposo chiaramente, ma che dobbiamo capire. Molte volte, vede, la gente si lamenta perché viene fermata per un controllo, insomma, gli uomini delle forze dell'ordine fanno il proprio dovere. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno il compito, eventualmente, di fermare la guida a chi si trova in questo stato, ma soprattutto per garantire anche una determinata sicurezza nel momento in cui si scopre che l'autovettura non ha passato un collaudo e soprattutto quando l'autovettura magari non è coperta da tagliando e da assicurazione. Cioè, capite che beffa danno, cioè non viene corrisposto neanche un ricorso, un compenso alla vittima, io credo ai familiari. Quindi io credo che sia una cosa che non debba trovare accettazione ma riscontro da parte di tutti. Questa campagna di controlli per 4 weekend consecutivi si concluderà il 19 novembre, la giornata in memoria delle vittime sulla strada. E proprio il 19 novembre, l'ultimo weekend, sarà dedicato ai più giovani. I più giovani che mi viene da pensare anche fino a molti anni fa, ricorderanno meglio di me le famose stragi del sabato sera, quando c'erano ancora molte discoteche in Italia, anzi anni 80, 90, i primi anni 2000, le discoteche in Italia erano veramente moltissime e si contavano poi i morti il sabato sera, la domenica. Adesso le discoteche sono diminuite, c'è un tipo di intrattenimento anche diverso durante la sera, ma rimangono sempre distrazione, alcol, uso del cellulare. Comunque bisogna stare sempre attenti sulle strade, lo dica ovviamente anche i più giovani. Sì, l'educazione civica manca nelle scuole
quella che si faceva tanti anni fa, ed è questo uno dei gravi problemi e grave lacuna della scuola, quella della lezione di educazione civica. Poi, l'ha detto lei, l'uso del cellulare è diventato deleterio, perché guardate che molti incidenti, al di là di tutto quello che è stato detto fino adesso da me, ma da lei ricordato, è anche l'utilizzo del cellulare mentre si guida. Adesso con le nuove disposizioni che stiamo aspettando, credo che per dicembre ci siano le attuazioni del nuovo codice della strada, chi capiterà su queste nuove sanzioni, ahimè, dovrà cominciare a capire. Ci penserà due volte prima di utilizzare il Purtroppo, cellulare vede, alla guida. Quello che io dico è che in Italia le abitudini ci portano a questo, bisogna aspettare il morto, l'incidente grave per capire determinate cose. L'abbiamo visto adesso purtroppo con questa disgrazia di Venezia, e poi si va a mettere a posto il ponte, poi si va a mettere a posto il guardrail perché non erano a norma o i lavori non erano completati. La manutenzione. Allora, in Italia purtroppo abbiamo questa abitudine, prima deve succedere qualcosa e poi si va a mettere mano, ditemi se sbaglio. Grazie a Raffaele Grazie Padrone a voi per la sua riflessione, le sue analisi molto chiare e molto lucida. Grazie a Raffaele Padrone, dirigente sindacale FSP Polizia di Stato. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera a voi. Adesso invece parliamo della Regione Friuli Venezia Giulia. Con l'approvazione del riparto delle risorse per gli investimenti degli enti di decentramento regionale,